La quinta corsa è uno dei confronti più interessanti del pomeriggio dal punto di vista tecnico. Raccoglie 10 concorrenti, anzi 9 dopo il ritiro di Tenor de Lun. Questo lo schieramento: 1 Usiku, 2 Powell Jolly, 3 Rambo di Cesato, 4 Valkyria OP, 5 Sympathy Trio, 6 Tyrolean Guy, seconda linea 7 Ubi Major B, 8 Socrate Benal, 9 Rouen Pest TFT. Lavori per Valkyria OP numero 4 Davide Nuti, seconda scelta per Powell Jolly, macchina che stacca in questo momento, lottano Powell Jolly e Valkyria OP, l'errore invece di Tyrolean Guy. Numero Così 6, esce di scena un altro dei più attesi. Squalificato. E deve accodarsi in seconda posizione Valkyria OP perché Powell Jolly intende correre al comando e giocarsela in testa, resta tra l'altro su 8 vittorie consecutive anche se è il rientro da novembre. 300 metri completati con Powell Jolly leader, Antonio Di Nardo in sediolo, in seconda posizione si mantiene Valkyria OP, mentre in terza rimane Rambo di Cesato e all'esterno si fanno luce i cavalli con i numeri più alti. Rouen Pest TFT progredisce gradualmente, ha in schiena Socrate Benal, poi anche Tenor de Lun. Intanto 45-1 il passaggio ai 600 da 1-15-2 davanti alle tribune con la situazione tattica invariata, Powell Jolly in vantaggio, ora all'esterno Rouen Pest che copre Valkyria OP e si trascina Socrate Benal. Intanto 1 minuto e 5 decimi con al largo anche Ubi Major B, il chilometro completato in 1:15:8. Siamo ora sulla retta delle scuderie con situazione invariata, sempre leader Powell Jolly che ha cercato di moderare l'andatura per quanto ha potuto. All'esterno Rouen Pest non è più reattiva e così c'è lo scatto di Socrate Benal che viene via in terza ruota ma subisce l'anticipo di Valkyria OP. Valkyria sposta su Powell Jolly e la corsa entra ora nel vivo, i due più attesi a lottare la retta d'arrivo. Powell Jolly entra ancora con una lunghezza e mezzo di vantaggio, insiste però Valkyria OP al suo esterno, ci prova Powell Jolly però è in grado di sfuggire, di non farsi neppure avvicinare sul traguardo, nona consecutiva per Powell Jolly, mentre al terzo posto chiude Socrate Benal, 1:14 netto con 28,6 a chiudere, 58,6 per il giro finale. E a segno ancora Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, Powell Jolly alla nona consecutiva nonostante lo stop da novembre, un rientro alla grande, 1:14 in percorso di testa, secondo posto per Valkyria OP, al terzo finisce Socrate Benal e Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo fanno tris.